Balneazione vietata a Barcola, lunedì verrà risolto il primo problema, quello dell'infermeria. Per i bagnini ci vorranno circa 10 giorni. Al via i lavori per l'allestimento del verde pubblico in piazza Roiano, area cani, giochi, parete d'arrampicata e zona relax con panchine in arrivo. Il Friuli Venezia Giulia è una regione virtuosa nell'ambito della giustizia. Per processi di qualità serve tempo, così a Trieste il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli. Crollo del palco per il concerto di Giovanotti, condanna in appello bis, ribaltata la soluzione decisa per Loris Tramontin di Azalea Promotion in secondo grado. Verso la sfida delle elezioni europee, Savino di Forza Italia, Italia conti di più in Europa, Vito del PD, UE più vicina ai territori di quanto si pensi. Comunali verso una corsa 3 all'ombra della Rocca Carsica, in corsa per la poltrona di sindaco a Morrupino ci sono Cosmina, Scabar e Tognoni. Un monumentale Justin Reyes trascina la pallacanestro Trieste a un passo dalla promozione, 2-0 nella serie con la vittoria a Cantù, ora 2 match point casalinghi, il primo lunedì sera. Buonasera, bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Rimane vietata la balneazione ai topolini di Barcola per l'assenza dei bagnini, nonostante la risoluzione di un altro problema che gravava sulle spalle del comune e che contribuiva al divieto, ovvero la predisposizione dei vani infermeria. Il locale di primo soccorso sarà pronto lunedì, per l'arrivo dei bagnini bisognerà aspettare invece circa 10 giorni, come ci racconta nel servizio d'apertura Bernardo Gulotta. Il comune di Trieste ha risolto il nodo legato alla mancanza di un vano infermeria ai topolini, requisito richiesto dall'ordinanza di sicurezza balneare redatta dalla Capitaneria di Porto di Trieste. Vista l'estensione del lungomare, il comune è stato chiamato a predisporre 2 punti infermeria, uno al secondo e l'altro al settimo topolino. I vani devono includere necessariamente un lavandino e disporre di acqua corrente, più tutta una serie di strumenti di varia natura per consentire un primo soccorso qualora necessario, come ad esempio guanti monouso, disinfettante, garze sterili, bende, cerotti e ghiaccio istantaneo. I danni delle mareggiate hanno compromesso il locale del settimo topolino, aspetto che aveva inizialmente contribuito al divieto di balneazione che il comune ha istituito per la mancanza dei bagnini, aspetto anche questo in fase di risoluzione con l'arrivo della quota minima di personale, ovvero 4 figure, nel giro di una settimana circa. L'indisponibilità dunque del settimo topolino è stata sopperita individuando nel 10° un vano idoneo a ospitare il locale infermeria, per cui proprio oggi sono partiti i lavori per il lavandino e l'aggancio alla rete idrica che si completeranno lunedì. Il divieto di balneazione però rimane per la mancanza dei bagnini. Questi saranno individuati a breve, ha spiegato oggi l'assessore comunale Elisa Lodi, aggiungendo che spesso si tratta di giovani studenti che in possesso dei requisiti prestano lavoro stagionale ed è più facile individuarli a metà giugno, quando molti degli impegni universitari volgono al termine. E prima del prossimo servizio una notizia sul tema cabinovia, via libera al terzo livello dell'iter procedurale della cosiddetta Ovovia. Oggi la Giunta regionale ha fatto propri i correttivi indicati dal TAR che avevano di fatto bloccato la vinca numero 3. Ora l'atto sarà trasmesso al Ministero dell'Ambiente che dovrà approvarlo, un passaggio sostanziale che ne certifica la validità. La delibera di oggi è un'altra tappa nel lungo e controverso percorso verso la realizzazione dell'impianto finanziato con fondi del PNRR. Proseguiamo, è partito il lotto di lavori a Roiano per la realizzazione del verde pubblico e delle aree esterne che includeranno un'area giochi, un'area cani, una parete di arrampicata e ulteriori arredi urbani, un cantiere da 1.400.000 euro. Sono da poco partiti i lavori per il verde pubblico nella nuova piazza di Roiano. L'asilo è ormai pronto da diverso tempo, mancava tutta la parte esterna che adesso ha preso il via. Verranno realizzati giochi per bambini, aree ludiche, aree anche relax con panchine e la possibilità di sostare all'ombra, una parete d'arrampicata, insomma tutto ciò che servirà per creare una vera e bella piazza nel cuore del rione. I lavori a Roiano erano già stati affidati da diverse settimane, ma l'attesa era tutta verso la ditta in subappalto preposta ai lavori per il verde pubblico, per l'area gioco, l'area cani e tutti gli arredi del parco che verrà creato nell'area ex polizia stradale. Un cantiere partito in via definitiva, con i primi operai sul posto per creare le aiuole. Nei prossimi giorni le squadre a lavoro vedranno impiegate più persone. I primi obiettivi sono, come detto, le aree verdi, la piantumazione dei 137 arbusti e la posa del tappeto con annessa creazione di aiuole e abbellimenti sul tetto del posteggio.
quest'ultimo già costruito ma ancora non operativo. La presenza dei mezzi di lavoro ha incuriosito i passanti intercettati in mattinata, che anche solo per commentare alla vista delle telecamere hanno manifestato da un lato il malcontento di un processo che si è dimostrato faticoso anche come tempistiche, dall'altro però anche l'impazienza nel poter fruire di un'area che, ricordiamo, rappresenterà una presa di possesso per il rione che mancava da molti anni, poiché, fintanto che in quella sede stazionava il commissariato della Polizia Stradale, il perimetro non era di utilizzo pubblico. Un cantiere che da quadro economico, come ci ha riferito l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, ammonta a circa 1.400.000 euro. Il Friuli Venezia Giulia è una regione virtuosa per quanto riguarda tempi e qualità della giustizia, ma risente, come le altre regioni italiane, della carenza di personale. Lo ha detto oggi il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, nel corso di una visita alla Corte d'Appello di Trieste. Tempi dei processi più rapidi e qualità delle sentenze, condizionati dalla carenza di personale, non vanno d'accordo. Il vicepresidente del Consiglio Superiore di Magistratura Fabio Pinelli, oggi a Trieste per una visita alla Corte d'Appello, ha commentato così la situazione dei tribunali italiani alle prese con notevoli difficoltà legate agli organici. E il Friuli Venezia Giulia, per quanto regione virtuosa, non è esente da problemi di questa natura. Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni virtuose, dopodiché anche questo territorio soffre di carenza di organico. La carenza di organico rallenta evidentemente anche il compimento dei processi. Teniamo però conto che l'obiettivo di tempi di definizione rapidi del processo deve essere sempre coniugato anche a una qualità della giurisdizione. Per emettere delle sentenze giuste ci vuole anche il tempo per sentire adeguatamente le parti che partecipano al processo e il tempo per il giudice di elaborare la propria decisione. Quindi bisogna sempre coniugare qualità e tempo di risposta della giustizia. La visita di Pinelli è da inquadrare in un contesto di passaggio in rassegna da parte del CSM nei tribunali del Paese per differenti motivi. Il Consiglio Superiore vuole venire in tutti i territori italiani a trasmettere un senso di vicinanza ai magistrati, un ringraziamento per il loro lavoro e anche accogliere tutte le criticità degli uffici di competenza del Consiglio o anche di competenza ministeriale per poi trasmetterle al Ministero nell'ambito di una collaborazione doverosa tra istituzioni. Tornando agli organici, si attende in tempi brevi uno sblocco della situazione anche grazie ai concorsi indetti di recente. Sono in corso alcuni concorsi per coprire appunto le scoperture della magistratura ordinaria. Io penso che da questo punto di vista, che però come voi sapete è un ambito più strettamente ministeriale, insomma in tempi ragionevoli ci saranno dei miglioramenti della situazione. Nessun commento infine riguardo il tema della separazione delle carriere dei magistrati. Come ho già detto non rispondo su questo tema perché è un tema all'ordine del giorno della politica sul quale poi a tempo debito il Consiglio si esprimerà nelle forme della collegialità che appartiene all'organo. Torniamo a parlare delle vicende giudiziarie collegate al crollo del palco costruito per il concerto di Jovanotti nel 2011 al Pala Trieste. Nuova condanna in appello bis del processo, ribaltata la soluzione decisa per Loris Tramontin di Azalea Promotion in secondo grado. La Corte d'Appello di Trieste ha confermato la condanna dell'imprenditore Loris Tramontin, legale rappresentante di Azalea Promotion SRL, accusato dalla Procura di Trieste di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose per il crollo del palco di Jovanotti in cui il 12 dicembre del 2011 morì il 19enne Francesco Pinna mentre lavorava al suo allestimento. La sentenza conferma la condanna in primo grado del maggio 2019 inflitta dal GUP del Tribunale di Trieste, riducendone la pena da 1 anno e 10 mesi a 1 anno e 3 mesi, sospesi con la condizionale in minima parte per effetto dell'intervenuta prescrizione di una contravvenzione. Nel novembre 2021 la Corte d'Appello di Trieste assolse Tramontin, ma poi in ottobre la Corte di Cassazione annullò con rinvio quella sentenza. Il primo collegio d'appello aveva attribuito le cause del crollo a un errore di calcolo dell'ingegnere incaricato della verifica statica dell'impalcatura al Pala Trieste. Il relativo processo, con rito abbreviato a carico di
di quest'ultimo davanti al GUP si era concluso con la condanna a 3 anni di reclusione, rideterminati in appello a 2 anni. Per Tramontini invece scattò la soluzione per non aver commesso il fatto, impugnata dalla Procura Generale e dalla parte civile, convinte che un coordinatore, se fosse stato nominato, avrebbe percepito il pericolo, visto che il cedimento era stato preceduto da avvisaglie. Il collegio ha previsto il risarcimento dei danni all'operaio rimasto ferito nell'incidente e che nel procedimento si è costituito parte civile. Allora, stasera alle 21:10 appuntamento con Ring. In studio ci saranno Stefano Bernovic della Lega, Massimo Codarin di Fratelli d'Italia, Emanuele Cristelli di Stati Uniti d'Europa, Francesco Russo del PD e Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle. Ovviamente temi di dibattito cittadino per quanto riguarda Trieste e provincia. Campagna elettorale per le europee. Sandra Savino, oggi ospite di Sveglia Trieste, ha sintetizzato la campagna elettorale del partito, una campagna elettorale attenta al ruolo delle istituzioni europee, con le quali ha spiegato il dialogo più necessario si instaura da posizioni non oltranziste. Il servizio di Umberto Bosazzi. Io mi auguro che Forza Italia faccia un buon risultato, che magari vada a prendere, a recuperare quelle persone che forse da tempo magari avevano un po' di disaffezione alla politica o non credevano più alla politica, quindi noi ci rivolgiamo anche, oltre che ai moderati, anche a coloro i quali magari da tanto tempo non votavano e forse hanno trovato in Forza Italia quell'elemento un po' di equilibrio all'interno della coalizione. Ma per me non è dirimente chi fa meglio, chi fa peggio, cioè l'importante è tenere la maggioranza unita, coesa, con le differenze del caso. Sandra Savino, candidata al Parlamento europeo per Forza Italia, ha le idee chiare sulle conseguenze che il risultato di sabato e domenica potrà avere a livello nazionale all'interno della coalizione di governo, corollario non richiesto ma imprescindibile. Del resto la campagna elettorale dei forzisti, guidata dall'esperienza di Antonio Tajani, già presidente del Parlamento europeo, è stata improntata ad un'estrema attenzione nei riguardi dell'istituzione europea per arrivare ad un traguardo utile. Cerchiamo di trovare un punto di sintesi tutti insieme per essere così forti da tutelare il nostro paese. Dovremmo essere in grado una volta ogni tanto di avere la responsabilità di non guardare poi esclusivamente al proprio interesse, ma di guardare l'interesse collettivo. Il tutto, ragiona Savino, per evitare quelle fughe in avanti che all'Europa potrebbero costare caro. Dobbiamo fare le cose per bene, ma a step, trovando le risorse, dando i tempi adeguati, cercando di porre quei provvedimenti che siano fattibili, che siano poi messi a terra e il cittadino possa iniziare a pensare di lavorarci su, perché se no in 5 minuti è impensabile. E per questo anche Forza Italia sulle case green si è esposta e ha votato in maniera convinta contro. Dal centrodestra al centrosinistra, l'Europa, secondo Sara Vito, candidata del Partito Democratico, realtà che con l'Unione Europea di fatto si identifica, deve comunicare il proprio impegno sul territorio, parte integrante del ruolo che l'Europa stessa ricopre. Dice la Vito, l'Europa è più vicina di quanto si pensi alle scelte sui territori. Noi abbiamo bisogno di una transizione ecologica popolare che riesca a essere, diciamo, attuata da tutti i cittadini, a prescindere dalle loro disponibilità. Quindi l'Europa cosa deve fare? Sì, bene, ci dà la prospettiva del Green Deal e di questi obiettivi per ridurre le emissioni in cui tutti noi, quindi la qualità della nostra vita, la nostra salute sicuramente ne può beneficiare, però deve dare gli strumenti anche economici per riuscire ad arrivare a questi obiettivi. Anche Sara Vito, candidata alle elezioni europee per il Partito Democratico, sottolinea, a maggior ragione stante l'argomento, la necessità che l'Unione Europea proceda con maggiore accortezza, soprattutto quando affronta determinati problemi che, giocoforza, hanno a che fare con questioni che mettono in risalto le differenze fra i paesi che compongono l'Unione. Il PD del resto storicamente è un partito fortemente ancorato all'Europa, anche in un periodo come questo in cui riaffermarlo può essere un rischio. È una forza convintamente europeista, noi pensiamo che l'Europa non sia il problema ma sia un'opportunità, ci sono sicuramente delle cose che vanno migliorate, soprattutto noi, come dicevo prima, abbiamo bisogno di un'Europa che riconosca il valore dei territori, che riesca a dare risposte più concrete alle persone.
Per questo Vito è convinta che debbano essere assolutamente sottolineati quei momenti in cui il ruolo di Bruxelles diventa fondamentale per ottenere possibilità di sviluppo di un territorio anche nella sua accezione più ampia. Se il prossimo anno Nova Gorica e Gorica saranno capitali europea della cultura 2025, insomma è la dimostrazione concreta non solo che non serve alzare i muri, ma che creare ponti di cultura e di relazioni può essere invece un'opportunità che mi auguro anche lasci benessere sul territorio, non soltanto nell'Isontino ma almeno di tutta la regione. Concludiamo la nostra presentazione degli appuntamenti con le elezioni comunali andando a vedere lo scenario proposto agli elettori di Monrupino. In questi giorni abbiamo seguito tutti i comuni minori che sono interessati appunto dalle elezioni comunali che Tele4 segue da più vicino. Il rinnovo del Consiglio Comunale di Monrupino propone lo stesso duello di 5 anni fa tra le candidate di centrosinistra Tania Cosmina, risultata poi vincitrice, e Martina Scabar, questa volta con l'aggiunta di un terzo aspirante al ruolo di sindaco, Fabio Tognoni, che segna il debutto in paese della coalizione di centrodestra. La sindaca uscente Tania Cosmina, alla guida della lista progressista, vuole proseguire nella guida dell'amministrazione comunale per completare i progetti già avviati nel corso del suo primo mandato. Questi primi 5 anni di mandato abbiamo impostato tutta una serie di attività, di progetti importanti per rivalutare il nostro territorio, per rivalutare tutte le nostre attività produttive, quindi chiedo il consenso a tutti i nostri concittadini per poter concludere innanzitutto lo sviluppo del territorio, ovvero le attività produttive come l'estrazione del marmo. La sfidante Martina Scabar, sostenuta da Insieme per Monrupino con capofila Slovenska Skupnost più Verdi Sinistra Italiana, indica tra le priorità la sistemazione della viabilità del comune. Bisogna collaborare anche con la regione e con tutti i comuni limitrofi, ad esempio con la regione per la manutenzione delle strade che non sono solo comunali, ma da quando non ci sono più le province il compito della manutenzione delle strade adesso è passato alla regione. La novità di questa tornata è rappresentata da Fabio Tognoni, candidato sindaco del centrodestra in un simbolo unico con i 4 partiti, una scelta, spiega, per dar voce a chi finora non l'ha avuta. Per la prima volta con questa unione del centrodestra riusciremo forse a dare voce e a rappresentare tutti quei cittadini che fino ad oggi non si sono riconosciuti in una corrente politica e in una linea politica che ha sempre governato il comune di Monrupino. Bene, allora andiamo a vedere queste fotografie inviateci da un nostro telespettatore che vive in via Alpi Giulia d'Altura. Questo è un comprensorio Ater, un parcheggio dove sono stati stoccati dei rifiuti pericolosi proprio in mezzo alle auto. Una situazione che perdura da una quindicina di giorni e appunto, vista la scritta rifiuti pericolosi, preoccupa non poco i residenti in zona. A quanto pare si tratterebbe di un intervento per rimozione amianto fatto da una ditta specializzata e con sacchi che sono specialmente realizzati per questo tipo di operazioni. Ma andando a rivedere ancora una volta le foto, abbiamo sentito il direttore di Ater Novacco, vediamo ancora un attimo le foto, il quale ci ha assicurato che verrà sollecitata l'azienda in appalto per rimuovere quanto prima i sacchi da quel parcheggio all'interno del comprensorio Ater di via Alpi Giulia. Naturalmente Tele4 attenderà che ciò sia fatto e lo documenterà ancora una volta con un proprio servizio sulla base chiaramente del rapporto di collaborazione con i cittadini che ci segnalano questi episodi. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo con una ricchissima pagina sportiva dedicata all'impresa della Pallacanestro Trieste che ha vinto gara 2 a Cantù, anzi a Desio, Pallasport dove gioca Cantù. Restate con noi. Bentrovati con il telegiornale di Tele4, parliamo ora della straordinaria vittoria in trasferta della Pallacanestro Trieste contro Cantù che vale il 2-0 nella serie, il doppio match point casalingo che potrebbe riportare dopo un anno in A2 nuovamente la Pallacanestro Trieste nel massimo campionato nazionale. Justin Reyes è stato l'uomo partita con 32 punti in una squadra che sin qui ha fatto un percorso netto ai playoff, 8-0.
Un monumentale Justin Reyes consegna al popolo biancorosso 2 match point promozione in casa. L'ottava vittoria su 8 partite ai playoff, il 2-0 nella finale contro una Cantù che stavolta ci mette cuore e muscoli, ma deve arrendersi di fronte all'onnipotenza cestistica del portoricano che chiude con 32 punti e un ultimo quarto che entra negli annali del gioco. La cronaca è tutta da gustare. Trieste replica la partenza turbo di gara 1 sulle ali dell'ispirato Rouzier e lui a innescare il quintetto biancorosso che risponde con tutti gli effettivi, la pericolosità di Reyes, i guizzi di Brooks e il dominio a rimbalzo di Candussi e Vildera. Cantù risponde al 4-12 del bruciante avvio con Hickey. Il folletto americano tiene letteralmente in piedi la squadra lombarda, ma la circolazione di palla, l'inventiva e la qualità dei protagonisti triestini mette in ambasce ripetutamente i padroni di casa nei primi 10 minuti di gioco. Il rock cestistico proposto da Christian permette a Trieste di toccare il più 13 prima di far segnare il 12-24 che conclude la frazione. Nel secondo quarto la reazione degli uomini di Cagnardi passa attraverso Nikolic prima, l'uomo più difficile da marcare per taglia fisica e capacità di esprimersi dentro e fuori dall'area, e a Moraschini poi. La talentuosa guardia ex nazionale Milano riscatta playoff sin qui opachi con un 9-0 di parziale che smuove il punteggio ed esalta il palasport di Desio. I triestini resistono con Capitan De Angeli e le soluzioni personali di Brooks, Reyes e Rouzier. Si alza anche il ritmo canturino e si va a riposo sul 35-39. Il match però è destinato a cambiare. Lo chiarisce subito Baldi Rossi con una tripla alla ripresa che riporta Cantù sul -2. Poi 4 minuti di Reyes in versione Superman. Tripla, tiri liberi, recuperi, rimbalzi d'attacco e deviazioni a canestro vincenti. Un incubo per il pubblico di casa che vede tornare Trieste sul +9. La reazione arriva da Buccarelli che innesca tiro e supporto dei tifosi, cogliendo prima un 6-0 personale, poi insieme a Baldi Rossi confeziona quanto necessario per tornare a contatto. Una tripla di Filloy e un'incursione di Brooks permettono ai biancorossi di chiudere davanti al 30° sul 56-58. L'ultimo quarto è da antologia, una sfida a punto che incarna il vero valore dei playoff. Cantù ritrova un precedentemente spaesato Young che insieme a Baldi Rossi e Hickey mantengono i padroni di casa sempre a un passo dal superare Trieste dopo l'unico +1 della partita. Ma sul fronte triestino coach Christian ha un Reyes travestito da uomo del destino. In isolamento piuttosto che servito in ritmo, colpisce da ogni zona del campo e contro qualunque avversario, mentre la squadra tutta lo supporta con una prestazione a rimbalzo da incorniciare. Quando sul 73-75 Justin ha la responsabilità di prendersi un tiro decisivo, si erge a leader e porta la città della Bora a un solo passo dalla terra promessa. Le olive nel Martini le getta a Candussi con una tripla dall'angolo di rara bellezza. 73-83 è il numero della festa. Lunedì sera al Pala Trieste la possibilità di innescarne una ben più fragorosa. E andiamo a vedere allora le immagini della festa che si è innescata invece al Pala Trieste con i tifosi che hanno seguito dal wall del Pala Trieste, dal mega schermo, la partita. Sentiamo anche l'audio ambientale dei cori in sottofondo. Ecco qui l'esultanza, cori, sciarpate, canti e tanto entusiasmo in vista di gara 3 in programma lunedì sera a Valmaura. Tele4 tra l'altro si sta preparando con una serata del tutto speciale, un caffè dello sport che seguirà passo passo l'evolversi della sfida sino al fischio finale ed oltre. Appuntamento dunque lunedì sera su Tele4 alle 21:10. Andiamo a sentire ora le parole del coach di Jamion Christian in sala stampa dopo la vittoria di Cantù e in prospettiva naturalmente di lunedì. I think our guys are definitely playing their best basketball right now. Penso assolutamente che i nostri giocatori stiano giocando la loro miglior pallacanestro in questo momento della stagione. But so is Cantù. Ma anche Cantù sta facendo altrettanto. So in game 3 we're going to need to play even better. Quindi sappiamo che in gara 3 dovremo giocare ancora meglio per riuscire a superare Cantù. Credit to our players allowing adversity to bond them closer together as the season went on. Tantissimo merito ai nostri giocatori per aver permesso alle avversità di unirli ancora di più attraverso la stagione che abbiamo superato. That adversity is only going to continue as this series goes on, so we're going to continue to need to be better. Sappiamo che queste difficoltà non sono finite, ma continueranno con il continuo della serie e continueranno a crescere, quindi noi dovremo continuare a essere migliori. We're a much better team when Justin Reyes plays. Siamo una squadra molto più forte quando Justin Reyes gioca.
It's an excellent performance, putting our team on the back in some key moments. È stata una prestazione eccellente, mettendosi la squadra sulle spalle in alcuni momenti importanti. It's fitting that it was an assist from him at the end that really closed the game out. È veramente fitting, adatto, un'adatta conclusione a questa partita, che sia stata un passaggio, un assist per Candussi a mettere la parola fine su questa partita. That speaks to the character of our team, that we really believe in collectively finding a way to win. Questo parla del carattere, dell'identità della nostra squadra, che cerchiamo insieme un modo per vincere la partita. Bene, allora novità anche sul fronte pallanuoto Trieste, un ulteriore ingaggio per la squadra di A1 dell'anno prossimo, preso Edoardo Manzi, attaccante mancino, arriva con un contratto biennale, per lui nativo di Padova, classe 98, ha giocato a Brescia, a Posillipo, in Ungheria col Bogliasco e col Bologna tra l'altro 2 anni fa è stato il quarto miglior cannoniere del campionato con 59 gol, poi è passato al Brescia l'anno scorso dove ha vinto la Coppa Italia battendo in finale il Recco ai rigori. L'obiettivo è quello di tornare a giocare le Coppe Europee, l'obiettivo condiviso con tutta la società che si arricchisce quindi dell'attaccante mancino Edoardo Manzi. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, a tra poco per il post TG, buona serata. Bentrovati, appuntamento del venerdì con noi l'amico Andrea Blau per raccontarci del tema del giorno. Ciao Andrea, ben trovato innanzitutto. Buonasera a tutti a casa, buonasera Marco, come va? Tutto bene? Abbastanza, siamo addirittura d'arrivo un po' su tutto. Allora, infatti. Malati per lo schermo. Adesso vedremo anche delle slide che mandano in onda dal computer per la regia. Andrea Blau, cosa significa? Cioè abbiamo una dipendenza da schermo? Sì, allora è una riflessione che ho fatto in questi giorni, che mi è nata in questi giorni vedendo delle scene nei locali. Avevamo già fatto un discorso del genere, ma mi ha colpito questa volta perché adesso detto così sembra che sono sempre nei locali pubblici a bere birra, quindi potrebbe non suonare benissimo. Non è vero? No, però insomma sono stati due casi nel tempo dilatati, mettiamola così. In un locale c'erano 3 persone di 55-60 anni che erano sedute allo stesso tavolo, tutte e 3 con il bicchiere di vino davanti, ma tutte e 3 col telefonino acceso nello stesso momento, quindi tutti e 3 connessi, collegati al telefonino e non parlavano tra di loro. Sì. In un locale frequentato da studenti, quindi un'età media molto più bassa, parliamo dai 25 ai 30-35 anni massimo, ho visto una scena dove almeno una quindicina di ragazzi parlavano tra di loro, nessuno con il telefonino nemmeno sul tavolo. O anzi, qualche telefonino sul tavolo c'era, ma quasi nessuno, anzi nessuno lo stava utilizzando. Il periodo passato in quel locale per almeno una mezz'ora, 3/4 d'ora non ho visto un ragazzo toccare un telefonino, quindi sono rimasto colpito da questa cosa e ho detto cosa faccio io, cosa facciamo noi le persone che si sentono magari lontane da questo problema, perché poi i problemi toccano sempre gli altri e sempre meno spesso noi, e ho fatto un po' di ricerche e ho trovato un dato impressionante. Noi passiamo quasi 47 anni della nostra vita davanti a uno schermo, non necessariamente quello del telefonino, quello forse è quello che pensiamo di utilizzare più spesso, ma invece questo qua, quindi 6-8 ore al giorno, giusto? Noi utilizziamo praticamente, questo è soltanto l'utilizzo del computer, quindi noi passiamo sul telefonino circa 3-4 ore al giorno per questioni di frequentazione dei social piuttosto che la messaggistica, WhatsApp eccetera, mentre sul computer per studio o per lavoro passiamo dalle 6 alle 8 ore. Adesso è tantissimo. Quindi noi siamo davanti a uno schermo, come un po' siamo anche adesso, siamo circondati da schermi, da display. Nella nostra vita c'è un'importanza veramente, una presenza veramente importante, ecco, questo è un altro dato che adesso vedremo, una presenza molto importante del display, cioè io adesso sto consultando le note da un display, il telefonino è il display,
lo smartwatch, l'orologio è un display, il tablet, il computer da casa, d'ufficio, noi siamo continuamente davanti a un display, a ricevere informazioni o a cercare informazioni o magari anche semplicemente a messaggiare. Questi dati hanno portato delle differenze rispetto a quello che sono poi la specifica, entrando nel dettaglio del dato, una specifica interessante è quella che i lettori digitali eco di libri, mettiamolo così, sono utilizzati e spingono il tempo di permanenza su un display addirittura 17 ore. Quindi se io consulto il telefonino, guardo la televisione, lavoro sul computer e leggo su un sistema digitale un libro, o meglio, sì, un libro, nella mia concezione un libro è una cartacea, non è digitale, però oggi ormai siamo sul digitale, ecco, si arriva fino a 17 ore di permanenza media, attenzione, è una media, su un display. È impressionante, è un dato veramente impressionante. La fascia di età. Gli smartphone, per esempio, sono maggiormente utilizzati da giovani che hanno 18-34 anni. Loro sono quelli che si collocano intorno alle 4 ore di utilizzo di sistemi che hanno un display, quindi computer, ma in questo caso sto parlando di smartphone, chiedo scusa, stavo andando fuori strada. Lo smartphone ha un utilizzo in fascia media di d'età di 18-34 anni di 4 ore medie al giorno. Gli adulti 35-54 anni hanno un utilizzo moderato principalmente per lavoro e comunicazione, però il caso che ho fatto io prima è, come dire, conferma la regola, una cosa diversa che però conferma la regola. Anziani sopra i 55 anni utilizzano sempre di più i telefonini, certo. In questo caso si parla appunto di telefonini, per contatti sociali e servizi. Quindi c'è un attaccamento, una presenza, un utilizzo di display, una presenza davanti a un display, per esempio del telefonino, molto importante. Se poi andiamo a ragionare, come detto prima, sui computer, per lavoro o per studio le ore di permanenza sono 6-8 ore davanti a un computer, per uso personale invece scendiamo di parecchio perché andiamo da 1 a 3 ore al giorno. Ah, ecco, qua si vede il dato. L'uso personale chiaramente è del tempo libero, quindi questa nota fa capire che passiamo tanto tempo per lavoro davanti a un computer e poi ci spostiamo su un altro computer per fare le nostre cose. È un utilizzo del quale quasi non ci riusciamo a liberare. Il computer però è diventato anche una fonte per guardare lo streaming, quindi certo. Film da remoto. Adesso è inutile fare nomi di piattaforme, però una che potremmo nominare, ecco, YouTube, altre sono più comuni perché sono a pagamento. Poi abbiamo l'utilizzo della televisione. L'utilizzo della televisione è un utilizzo che pensavo essere più importante. Ho una certa età, i miei riferimenti sono quelli rispetto a quelle che erano le mie abitudini, io devo dire che sono forse in linea con questi dati perché gli italiani trascorrono in media dalle 2 a 3 ore al giorno guardando la televisione. Su questo dato penso che non guarda la televisione, ma Marco Stabile sia coinvolto per altri motivi con una presenza molto più importante. No, guardo. Guardi? Sì, sì. Ah, okay. Piattaforme a pagamento. Diciamo. A pagamento. Preferenza dei contenuti sono programmi televisivi, serie TV, ecco, questo ha cambiato molto l'utilizzo. Si guarda molto di più perché si va avanti a guardare, insomma, no? Sì. Sì. Sono tutte le 10 puntate di una serie. Esatto, mentre una volta si aspettava che arrivasse la puntata e finita la puntata si faceva altro, oggi c'è la possibilità di guardare la registrazione di una serie TV e quello che prima guardavi in 6 mesi adesso lo potresti guardare in una settimana o anche in una notte se ci dai dentro. Sono dei club. Ok. Ecco, questo porta ad avere una situazione di utilizzo dei display impressionante, perché abbiamo fatto l'esempio iniziale, non abbiamo parlato del display come compagno di vita, perché 47 anni della nostra vita passati davanti al display è una nota certo. Impressionante. E ci sono i problemi sulla salute, no? Poi che vengono assolutamente, ci sono problemi sulla salute che sono
problemi importanti. Adesso qua si parla per esempio di quelli di postura, no? Causati da una postura scorretta, il problema alla schiena, perché ci si mette in posizione che si pensa che sia un po' più comoda, ma non si sta attenti a come si è seduti e si creano delle infiammazioni, dei problemi al collo e alla schiena. Quello forse più comune è la sindrome del tunnel carpale, come fatta. Soprattutto l'utilizzo del computer e del mouse. Tastiere e mouse, la digitazione sui tasti della tastiera e l'utilizzo del mouse, lo scorrere con il polso sul tappetino del mouse crea problemi di infiammazioni al polso e di formazione di calcificazioni. Questo è un altro problema della vita moderna, dell'utilizzo appunto di strumenti che una volta erano utilizzati ogni tanto, oggi li utilizziamo per la qualunque cosa. Poi ci sono conseguenze importanti per gli occhi, forse è la cosa più importante, più delicata, affaticamento degli occhi. Io non sono un dottore, ho cercato queste note ovviamente sì, perché no, fanno capire molto bene. Non solo, ma io credo di avere questo problema, sintomi come la stanchezza, secchezza oculare e l'irritazione e la visione offuscata è una cosa che sento essere un mio problema. Quindi un collirio per Blau. Sì, ci vorrebbe forse qualcosa di più di un collirio per Blau, visto che giro per locali. Va bene, lasciamo stare. Sindrome dell'occhio secco causata dall'uso prolungato senza pause adeguate. Questa è una cosa sulla quale conviene soffermarsi un attimo. Cosa bisogna fare se ci sono questi sintomi? Prendersi delle pause, è quello che poi viene anche normato in termini di sicurezza sui posti di lavoro, no? I terminalisti piuttosto che impiegati che lavorano spesso sul computer dovrebbero staccare ogni 20 minuti dal monitor, riposare gli occhi e riprendere poi a lavorare. Questo perché? Perché le luci blu del monitor, adesso una volta c'erano dei monitor che il tubo catodico con sfarfallia era una cosa molto più importante, mentre oggi ci sono display, soprattutto su apparecchi che costano di più, che filtrano le luci, la radiazione delle luci e riescono ad affaticare di meno l'occhio e quindi ad avere minori problematiche. Però sicuramente potrebbe essere una cosa che è presente su un computer da lavoro, ma non su quello che utilizziamo, come abbiamo detto fino adesso, per tante ore durante il giorno. Guardare il telefonino e messaggiare continuamente, guardare sui social, mandare anche una mail dal telefonino, ecco, questo potrebbe essere un problema per la salute dei nostri occhi. L'altro aspetto è il problema del disturbo del sonno. A me sembra veramente impressionante, ma l'esposizione alla luce blu dei dispositivi prima di dormire può interferire con i ritmi carcadiani. Io non sapevo neanche dell'esistenza. Circadiani. Sì, scusa, vedi? Ho problemi. No. Grazie ai display ho un problema agli occhi, uso gli occhiali per vicino, non li dovrei usare. C'è questo problema, no, nei dispositivi prima di dormire con la luce blu che interferisce sui nostri occhi e crea questo disturbo del sonno. Altra cosa che mi ha lasciato sorpreso, anche perché probabilmente una delle prime cose che si fa appunto prima e dopo andare a dormire, si guarda il telefonino. Questo può creare dei problemi del sonno, ma non solo il fatto delle luci, ma anche proprio l'interazione con l'apparecchio, l'utilizzo che ne viene fatto. Per esempio ci sono molti giochi sui computer che portano a interagire, a innervosirsi anche in maniera per la frenesia in cui si utilizza il telefonino, il gioco, si porta ad avere un sonno molto meno tranquillo perché ci si agita mentre si gioca, si pensa di conciliare il sonno e invece non si fa altro che interferire con la regolarità della Ricordiamo della che ogni individuo ha un orologio biologico della durata di circa 24 ore che regola l'alternanza tra sonno e veglia che si ripete ciclicamente. Questo è appunto il discorso circadiano. Ok, che non conoscevo, devo dire. I ritmi circadiani. Ecco, questo è un disturbo che non va sottovalutato, anche perché abbiamo
anche molte altre possibilità di disturbo del sonno, lo stress normalmente che accusiamo durante tutto il giorno, per lavoro, per vita privata, per quelli che sono i numerosi impegni. Poi sempre l'utilizzo di tutte queste ore di display, quindi il fatto che subiamo la presenza del display ovunque, mi viene in mente adesso anche per esempio per andare a prenotare un panino in una nota marca di panini, insomma, che ha la possibilità di prenotare con un display, no, il tipo di panino, e andarli a tirare. Anche quello è un display, anche quello è l'utilizzo di uno strumento che non fa bene, soprattutto per la quantità di ore che si passa davanti. Quindi che fare? Quindi bisogna stare attenti perché questo abuso deve portarci ad avere dei limiti di utilizzo e quindi di valutare il nostro tempo, una delle cose che forse facciamo meno in assoluto. Staccare, come hanno fatto quei ragazzi in quel pub, hanno deciso di dialogare tra di loro senza guardare il telefonino, trovando soddisfazione nella socialità l'uno con l'altro, magari ricordandosi quello che si sono detti, perché spesso noi consultiamo il telefonino e non ci ricordiamo di quello che abbiamo poi cercato 5 minuti prima. Quindi staccare, creare dei momenti di offline, di disconnessione, ne avevamo parlato un po' di tempo fa. Appunto, come abbiamo detto prima, lo staccare ogni 20 minuti per esempio da un display, e ultima cosa importante, i movimenti. Quando ci sono queste pause, fare stretching, movimenti in modo di far riposare la nostra muscolatura e riprendere posture più consone. Molto bene. Molto bene, io ringrazio molto Andrea Blau, vi consiglio anche a tutti un bel paio di scarpe di ginnastica, una passeggiata piuttosto che star sempre davanti allo schermo. Grazie Andrea, ci vediamo il prossimo venerdì, molto interessante il tema perché chiaramente siamo un po' tutti affetti da questa sindrome da schermo, diciamo così. Grazie Andrea per essere stato con noi, restate su Tele4. Thank you.